Felicità e orgoglio per il 55enne venezuelano Pedro Lava, maestro di tecniche incisorie e calcografiche, da anni trapiantato nel San Donatese, dove insegna anche nell'Associazione Culturale Artisti Oltre l'Accademia. L'artista ha infatti concluso con soddisfazione questo sabato una mostra personale a Perugia dal titolo Amate Terre nel segno di Pedro Lava, curata da Ada Donati e ospitata alla Galleria Diego Donati dell'antico convento di San Francesco del Monte. 2 anni fa, prima del Covid, ho avuto la fortuna di vincere un primo premio alla Biennale Internazionale di Incisione Diego Donati, il padre Diego Donati, e mi hanno chiamato e mi hanno dato questa bella notizia. Certamente dopo è successo quello che è successo e finora non si è potuto fare niente. Si è ripresa l'attività e ho avuto l'opportunità di fare una mostra personale a Perugia e quindi è andata molto bene. Che incisioni hai portato? Veramente ho portato un po' di tutto, ho portato due gruppi di stampe fondamentali, una che parla di Venezia e la situazione che sta soffrendo Venezia con il spopolamento e tutte queste cose, e la secondo giro di stampe dedicate sempre al Venezuela, mio paese natale, parlando dei suoi problemi sociali. Quindi è stata una mostra molto dedicata a cose vissute della mia vita, quindi due terre, infatti la mostra si chiama Amate Terre nel segno di Pedro Lava. La gente cosa ha provato davanti a queste opere? È stato molto percepita e sentita, sono stati molto contento e dopo il pubblico che è venuto è stato molto accolto, è stato abbastanza lungo, ho parlato opera per opera, ho spiegato tutte le condizioni di come sono state realizzate. E per l'apprezzato artista gli impegni nazionali e internazionali non finiscono qui. Ci sono molte attività nell'ambito della cartografia a livello internazionale. Per ora ho un invito a Messico, alla Università di Zacatecas, dove si faranno delle autoritratti, come ti vedi, quindi non un semplice autoritratto, una cosa un po' più profonda, come ti vedi davanti da uno specchio, no? Ma parliamo di uno specchio virtuale. E mi è arrivato questo invito, ho accettato, parteciperò, sarà per il prossimo anno, no? Però dobbiamo iniziare prima. Nel frattempo, durante l'inverno, riprendono le attività con l'Accademia. Certamente, io invito a tutti quelli appassionati d'arte, quelli che sono andati all'università, che hanno fatto il liceo artistico, l'Accademia, che a San Donà c'è un posto ben dotato, abbiamo 3 torchi, abbiamo la sala di accidatura, abbiamo tutte le condizioni per continuare a fare questa passione. Chi non lo sa fare, ci sarò io lì con tutto quello che posso umilmente insegnare e così poterle indirizzare in questa bellissima arte della incisione calcografica.